tema della sostenibilità sta avendo un impatto enorme sul settore primario. Nel Veneto orientale questo forse lo si percepisce più che in altre aree, perché questa è un'area dove la vocazione agricola è molto forte, quindi dove le nuove istanze che derivano appunto da questo fare i conti con i limiti dell'ecosistema planetario sono più forti. In questo momento il mondo agricolo nel Veneto orientale, come nel resto della nostra regione, si sta confrontando moltissimo con queste nuove emergenze di carattere ambientale: l'acqua, la conservazione del carbonio del suolo, la conservazione della biodiversità, la produzione di fonti rinnovabili di energia. Quindi sicuramente lavorare per una strategia di sostenibilità nel medio-lungo periodo, ripeto, è tanto naturale per il settore primario quanto in questo momento straordinariamente necessario. Per quelle che sono le maggiori potenzialità per le imprese del settore primario nel Veneto orientale, io ritengo che per quanto riguarda le produzioni, quindi quando parliamo di produzioni filiera corta, tipicità eccetera, il Veneto orientale abbia due grandi attu. Uno è quello dei suoi vini, già oggi famosi, importanti. Tra l'altro nel Veneto orientale c'è un fenomeno molto interessante che si sta sviluppando, quello legato ai vini prodotti con disciplinare biologico, molto apprezzati da un consumatore attento, proprio quella fascia, quel target di consumatori che si sta cercando di catturare anche con un certo tipo di offerta turistica molto sostenibile. E dall'altra parte invece il tema forse che sfugge di più, quello dei prodotti che derivano dalla pesca, in particolare dalla pesca nelle acque interne. Sto pensando soprattutto alle lagune, in particolare alla laguna di Caorle, la laguna nord della laguna di Venezia, che in questi anni sono molto decadute. Spesso chi è proprietario di una valle la gestisce più per il turismo, per la caccia che non per la pesca, ma sui quali invece ci potrebbero essere delle interessanti operazioni di recupero, e fra parentesi come Veneto Agricoltura stiamo lavorando molto in questo settore. Infine una terza opportunità che vedo molto forte è quella legata alle bioenergie in genere. Mi riferisco in particolare ad alcune filiere, una quella del legno cippato da short rotation. Come Veneto Agricoltura stiamo lavorando molto per far remunerare le esternalità positive e i servizi ambientali delle piantagioni a ciclo breve. Per esempio, come citavo prima, quando una piantagione a ciclo breve la metti in un'area sensibile dal punto di vista dell'alluvionamento, che posso usare per un alluvionamento programmato, ecco che pago il servizio sicurezza idraulica oltre al servizio e al prodotto biomassa a fini energetici. Un altro esempio è quello del biogas. Come Veneto Agricoltura riteniamo che non ci si possa fermare alla valorizzazione del biogas attraverso la produzione di elettricità o alla cogenerazione, ma si deve andare più avanti, attivando anche nel nostro territorio la filiera del biometano, quindi un biocarburante, quindi sostituendo sostanzialmente il metano fossile, per noi per gran parte di provenienza russa, con un metano regionale prodotto integrando tutta una serie di matrici. Ecco, in termini di competitività e di potenzialità per le imprese del settore primario, penso che sarebbe molto interessante cercare di fare in modo che le imprese del settore primario si tenessero in mano il valore aggiunto che si genera lungo le filiere bioenergetiche. Un altro bell'esempio, che fra l'altro abbiamo sperimentato in modo molto efficace nella nostra azienda di Valle Vecchia, vicino in comune di Caorle, è quello dell'olio vegetale puro. Ecco, l'olio vegetale estratto soprattutto dall'olio dai semi di colza può essere usato tal quale, purché venga prodotto con una certa tecnologia, per alimentare poi motori a ciclo diesel, per esempio quelli delle trattrici agricole. L'esempio che noi abbiamo realizzato è proprio quello di sostituire le migliori trattrici della nostra azienda con trattrici di fuel che possono essere alimentate tanto a gasolio o biodiesel quanto a olio vegetale puro. Ecco, questo è un bel esempio di come l'impresa agricola, coltivando il colza, estraendo il colza a livello aziendale, usandolo nei propri trattori o vendendolo ai vicini, possa mettersi in tasca il valore aggiunto completo della filiera. L'approccio che è stato adottato, l'approccio intersettoriale, ho già sottolineato prima, che secondo me è stato molto buono, e anzi è un approccio molto innovativo, perché raramente, per esempio nel settore primario, uno immagina di avere come interfaccia
la costa turistica, vedendo per esempio lì un luogo dove poter offrire dei prodotti di qualità, filiera corta, eccetera, anche se il mondo agricolo, devo dire, negli ultimi anni ha fatto dei grandi passi in avanti, spesso però restando all'enunciazione più che al trasferimento poi veramente nella pratica, anche se anche qui penso solo i farmer market come stanno diventando, tornando ad essere comuni anche nel nostro territorio, sono un segnale positivo.